Stiamo per vedere il luppolo. Il luppolo, ragazzi, momento. Quattro luppoli, la tre prima luppoli, internazionale. Birra siciliana, siamo l'unico birrificio. Non siamo abituati a vedere birrifici di questa portata e questa organizzazione e professionalità. Siamo in Sicilia, al centro della Sicilia, ma al centro del gusto, birrificio Seme Dorato. E siamo con Tony. Tony Scalia, buongiorno. Buongiorno, ciao Tony. Da quanti anni fai la birra? Facciamo la birra dal 2014, quasi da 10 anni, partendo completamente da zero. Ci siamo, tra virgolette, inventati questo mestiere e adesso ne andiamo orgogliosi perché proprio la mattina ci alziamo con la soddisfazione di andare a lavorare. Certo, vabbè, inventate, oggi siete leader, come sempre di più. Siamo davanti a questi due bellissimi silos, Seme Dorato, guardate che opera d'arte. Che c'è là dentro? Qua dentro praticamente stocchiamo il malto che arriva dalla malteria. Il malto praticamente è l'orzo maltato. Andando a maltare l'orzo, noi cosa facciamo? Andiamo ad attivare gli enzimi che successivamente serviranno all'amido per disgregarsi e trasformarsi in zucchero. Fino all'anno scorso acquistavamo il malto dalle grosse, diciamo, aziende. Adesso un mesetto fa abbiamo attivato una piccola malteria al Tamburo dove andiamo a fare noi stessi il malto, andando a chiudere, diciamo, tutta la filiera e riuscendo a fare così un prodotto a chilometro zero. Io voglio andare a acquistarla, dove vado a acquistarla? Consideri che noi praticamente forniamo quasi tutti i supermercati siciliani. E si può dire, perché c'è a volte questa cosa di sfatare industriale, artigianale di qualità, l'industriale non lo è, quando in verità l'industriale è fatto bene, assolutamente è qualità allo stato puro. Sì. Quindi si può dire che il prodotto Seme Dorato, ancor più perché so che c'è il controllo della filiera, voi state attenti a tutta la filiera, è un prodotto di qualità. Sì, assolutamente. Noi curiamo proprio i minimi dettagli perché vogliamo un prodotto altamente di qualità. Tra l'altro possiamo dire, abbiamo preso oggi che per come è strutturata l'industria della birra qua in Sicilia, a livello di birrificio industriale, quindi birre che si possono consumare ogni giorno, eccetera, è questo l'unica vera struttura produttiva. Poi ci sono altre con controlli diretti, insomma, non ci interessano le multinazionali. Come ci piace dire, e l'abbiamo sentito più volte oggi, ma in verità lo dobbiamo diffondere, è il primo birrificio indipendente. Sì, assolutamente. Cioè, quindi non ha padroni, ma soltanto tanto da dare fuori, tanto. Quindi si gestisce e si autogestisce da tutti i punti di vista. Considera che noi siamo un'azienda familiare, quindi praticamente il 60-70% dei dipendenti sono tutti componenti della famiglia, quindi gente che ha voglia di lavorare e se appunto si sacrifica molto per il prodotto e la qualità soprattutto del prodotto. E questo è un valore immenso. Andiamo dentro? Andiamo dentro, sì, facciamo un giro. Scusa, mi viene naturale una battuta. Io secondo te, dopo quante birre uno si ubriaca di birra? Allora, Vabbè, mai dire mai. Dai. Allora, siamo dove? allora, appena arriva il malto, noi lo stocchiamo nei silos che abbiamo precedentemente visto fuori. Da qui, tramite le catene, lo portiamo all'interno del mulino, dove qui dentro avviene la macinazione malto. Questa è una zona, diciamo, che è chiusa perché è molto polverosa. Tramite queste catene arriva il malto direttamente alle macine. Da qui viene macinato e stoccato in una piccola tramoggia dove lì abbiamo delle celle di carico. Impostando la ricetta in sala cottura, poi praticamente va a bloccare la macinazione quando raggiunge il peso che vogliamo noi. Ogni birra ha le sue ricette, prima noi maciniamo il malto, quando è pronto per essere macinato, la mattina poi troviamo il malto pronto e da lì siamo pronti ad avviare la cotta, che è appunto il termine tecnico della lavorazione della birra. Quante tipologie di birre esistono Seme Dorato? Quante referenze? Allora, in questo momento facciamo 4 tipi di birra. Di là ora si vede la produzione, giusto? Sì. Quindi Qua praticamente abbiamo solo la macinazione del malto. allora, Quindi si continua. Questi big sono malti speciali che usiamo principalmente per la doppio malto. La doppio malto ha... si vede il malto. Sì, ha 4 malti. Posso? Sì. Prendo? Guardate il malto. Sembra orzo, ho subito una fase, un ciclo di lavoro che abbiamo attivato praticamente gli enzimi che serviranno poi a disgregare l'amido. Se lei prende un pugno di orzo, un pugno di malto, ci vuole un occhio proprio clinico per vedere la differenza. Questo praticamente è un orzo fatto germogliare, poi quando diciamo che la piumetta raggiunge i 2/3 del chicco del malto,
lì si blocca la germinazione del malto, viene essiccato, la piumetta diciamo viene tolta e questo diciamo è quello che rimane, quindi un chicco di orzo alla fine tostato. Il malto è un unico orzo, si utilizza per tutte le tipologie di birra. Allora, il malto, il classico è il Pilsen e si usa principalmente per la linea, per quasi tutte le linee. Mentre per quanto riguarda la doppio malto abbiamo un tipo di malto che è il Monaco, che è questo che vediamo appunto in questi sacchi, che è un malto ancora più tostato per dare più gusto e più colore alla birra. La provenienza di questi orzi? Viene tutto prodotto da noi lo mandiamo in malteria, maltano il nostro orzo e ritorna indietro. Da adesso praticamente attivando la malteria nuova è tutto malzo nostro che facciamo qua in sede. Andiamo dentro. Quindi intanto possiamo parlare di un prodotto 100% siciliano, perché sì, adesso l'orzo è nostro. l'acqua, abbiamo l'acqua che ci viene dalle Madonie e quindi è un'acqua proprio siciliana. Allora, qua siamo in sala cottura. Allora, praticamente noi abbiamo fino a qualche mese fa una classica sala cottura a trettini, quindi caldaia, filtro e whirlpool. Adesso abbiamo fatto degli investimenti nuovi ampliando la sala cottura in modo che da fare dei cicli di produzione in tempi più ridotti. In questo momento facciamo una cotta in media in 7-8 ore. Vediamo i passi, così ci spieghi tutti i passaggi punto per punto. Praticamente questa è la sala cottura, questa è la caldaia, il whirlpool è questo centrale e quello di là è la macchina di filtrazione. Allora, sala cottura, spiegaci, il malto arriva? Il malto arriva tramite la catena che è questo tubo qua. Da qui praticamente, qua abbiamo due serbatoi dell'acqua, questi due più alti, che sono uno di acqua fredda a 3 gradi e uno di acqua calda a 80 gradi. Quando entra il malto e l'acqua all'interno della caldaia abbiamo varie fasi e varie step di pausa e di temperature. Hanno funzioni importanti, quali la trasformazione dell'amido in zucchero, quali la formazione della schiuma anche all'interno del bicchiere. La schiuma che sembra la più banale di tutti, dipende proprio da fasi e temperature fatti qua in sala cottura. Quindi, entrando l'acqua e il malto all'interno della caldaia, impostando la ricetta, la vogliamo a un X di temperatura, in automatico le pompe si dosano la quantità di acqua che devono miscelare e da qui parte la cotta vera e propria. In caldaia praticamente la birra impiega le 2 alle 3 ore, perché ogni volta che fa tutte queste pause si va piano piano alzando la temperatura fino a raggiungere la temperatura di 72-73 gradi, dove abbiamo la massima conversione dell'amido in zucchero, che praticamente è quello che servirà a noi poi più avanti per andare a formare l'alcol e l'anidride carbonica, come dicevo poco fa. La birra viene trasferita al filtro e il filtro praticamente ha la funzione di un setaccio. In questo momento il vuoto penso che lo potete vedere, se volete lo apro. Sì. La chiave per favore. Per un attimo vi facciamo vedere com'è un filtro. Filtro. Questo praticamente è nient'altro che un setaccio. Sono delle fessure sottilissime da mezzo millimetro penso. Da lì noi andiamo a filtrare tutto il mosto insieme al malto che avevamo messo prima, perché in questa fase noi col malto abbiamo finito. Il malto in questa fase viene portato fuori, da qui diventa mangiare per gli animali e mentre il mosto ritorna nuovamente in caldaia. Perché quello che viene filtrato in pratica è un mosto, quindi abbiamo tutta la presenza della parte zuccherina che ancora deve essere trasformata in alcol. Esatto, noi in questa fase andiamo praticamente a filtrare il mosto perché qui abbiamo tutto lo zucchero. Una volta tolto lo zucchero e il mosto, col malto abbiamo finito, quindi il suo lavoro ha terminato. Quindi Questa parte che è il mosto ora dove va? il mosto torna nuovamente in caldaia di bollitura. Nella caldaia di bollitura adesso è il momento di mettere il luppolo. Il luppolo è quello che dà il gusto amaro dolce diciamo alla birra. Ogni birra ha le sue ricette, le sue quantità di luppolo. Tu il luppolo da farci vedere ne hai? Poi lo vediamo. Il luppolo è tipo... Perché il luppolo io l'ho visto tipo... Io so è qualcosa dovrebbe di essere dei ciuffi, misterioso, dovrebbe essere dei ciuffi di È fiori. l'arma. In cassaforte lo tenete il luppolo, giusto? Un attimo, sì, ma questa è l'idea. Signori, stiamo per vedere il luppolo. Il luppolo. Ragazzi, un momento. 4 luppoli, La 3 prima luppoli, internazionale, questo Signori, in è il anteprima. luppolo in anteprima, Di seme dorato. tenuto Silenzio, sculo di gelosamente in cassaforte. È un estratto, diciamo, non è il classico luppolo che si vede a forma di fiore, ma è praticamente tutto l'olio che c'è all'interno del fiore. Viene pressato quindi sotto forma di pellet e quindi è molto concentrato qui. E questo è il luppolo. Sì. E ti addio- Devo dorarlo un attimo.
Ogni tipologia di luppolo ha i suoi acidi alfa che praticamente sono contenuti all'interno del fiore, da qui vengono pressati quindi sotto forma di pellet perché tutta la struttura del fiore, diciamo, del luppolo non è che a noi serve al 100%, per una questione di volumi e di peso appunto viene compresso e viene messo anche sotto vuoto. Il luppolo che arriva qua arriva a temperature bassissime, quindi di 3-4 gradi e in più sotto vuoto. È emozionante però, devo dire, perché il luppolo non c'è, non c'è, ma c'è il luppolo in Sicilia, c'è, non c'è. In Sicilia fa un po' di fatica, ci proveremo fra qualche anno in modo da chiudere appunto questa filiera al 100%, ci proveremo. Il luppolo adesso lo mettete? Da qui praticamente il luppolo viene immesso nella caldaia di cottura e bolle per 90 minuti. Serve al luppolo per trasferire l'amaro alla birra. E in più, in questi 90 minuti di bollitura, noi andiamo a sterilizzare completamente il mosto per poter appunto trasferirlo nei serbatoi dove lì andremo a mettere il lievito. Ritorna in caldaia di bollitura, da qui mettiamo il luppolo, sta la birra a temperatura di ebollizione circa per 90 minuti. Più è alto il grado zuccherino del mosto, più fermenterà e producerà alcol e anidride carbonica. Quindi un doppio malto non è che praticamente in proporzione ha il doppio del malto, però ha molto più malto che aumenterà più gli zuccheri per avere più alcol nella birra finita. Finita la bollitura ci spostiamo nel whirlpool. Il whirlpool praticamente gira tramite la forza centripeta. Cos'è il whirlpool? Cioè, in parole Il semplici, non lo so. Il whirlpool Cos'è? praticamente è un termine tecnico proprio l'ho della capito. birreria. E praticamente gli arriva il mosto. Aspetta, lo faccio vedere da dentro. Praticamente è un serbatoio semplice. In questo serbatoio il mosto viene trasferito da quel tubo che c'è nella parte destra, gira in maniera circolare, antiorario in questo momento, e ha una velocità di 3 metri al secondo. Una centrifuga. Sì, perfettamente una centrifuga. Quindi tramite la forza centripeta cosa succede? Che tutte le proteine, tutti i residui di luppolo che si erano formati precedentemente si andranno a concentrare nella parte centrale e da lì poi invece nella parte esterna abbiamo un altro foro. Sì. Quindi da lì noi andremo a prendere il mosto più limpido, andremo ad abbattere la temperatura fino a 12-13 gradi, perché qua ancora siamo a una temperatura di 95 gradi. Da lì lo stocchiamo nei fermentatori e il lievito inizia a fare il suo lavoro. Naturalmente all'interno del whirlpool serve separare le proteine dal mosto perché la proteina è un nemico fondamentale della birra. Abbiamo capito cosa fa il whirlpool. Perché il whirlpool? E da lì esce la... Ora, E da qui praticamente andiamo a stoccare. Noi tramite questo pannellino riusciamo a controllare tutto il processo della birra. Controlliamo tutti i serbatoi, cioè controlliamo le temperature, controlliamo tutta la fase di fermentazione, ogni giorno vengono fatte analisi, vengono prelevati i campioni. Teniamo il processo tutto sotto controllo, non c'è un giorno che non sappiamo quello che fa la birra all'interno del serbatoio. e se andiamo dove c'è la birra? Qua sotto abbiamo lo scambiatore. Scusa, abbiamo Lo scambiatore. scambiatore. Lo scambiatore serve ad abbattere la temperatura, come vi dicevo prima, da 95 a 12 gradi. Uscendo dallo scambiatore abbiamo il contatore fiscale perché la birra è soggetta ad accisa, quindi cosa succede? Che ogni volta che un litro di birra passa da qua noi iniziamo a pagarci le tasse. Accisa, la birra è un costo non indifferente, in media considera che a 100 litri di birra andiamo a pagare quasi 35 euro di accisa. Un terzo del valore della birra è dettato da questa tassa sull'imposta che è l'accisa. La birra si beve solitamente in 3 sorsi, di cui un sorso è dello Stato. E se lasci un sorso nel bicchiere, lo Stato viene pagato ugualmente, quindi abbiamo perso il prodotto. Quindi cosa succede? Abbattendo la temperatura, da lì in questi 2 piccoli serbatoi abbiamo stoccato il lievito, da qui appunto lo mettiamo in mezzo al mosto e direttamente andiamo nei serbatoi di fermentazione. Da lì fermenta la birra per 6-7 giorni, una volta che poi arriva al grado finale dove quasi tutti gli zuccheri si sono convertiti, da lì poi iniziamo a battere la temperatura a 0 gradi in media per altri 8-10 giorni, 15 giorni in base al tipo di ricetta e al tipo di birra e da lì è quasi pronta per essere imbottigliata. In un serbatoio quanti litri? In un serbatoio sono 10.000 litri
in media. Ne abbiamo in questo momento 18, ma ce ne sono altri 10 ordinati, e quindi che hanno il doppio della capienza di questi. Avremo una capacità di stoccaggio di prodotto sfuso che siamo intorno ai 5.000 ettolitri. Ma parliamo un po' di numeri, voi qual è la vostra capacità produttiva? Ragioniamo su base anno, perché so che tra estate e inverno con la birra cambia. La vostra capacità produttiva annuale attualmente? La nostra capacità produttiva è di più di 50.000 ettolitri annui. Però la birra è un prodotto molto stagionale in Italia, quindi la maggior parte della birra si vende principalmente in estate. E attualmente voi quanto ne mettete sul mercato? Attualmente siamo a 25.000 ettolitri. Quindi ancora possiamo dire ai Eh sì, nostri noi utenti di cioè, possono le comprare. macchine sono state studiate per 50-60 mila ettolitri l'anno, ma in questo momento andiamo con una capacità proprio sottodimensionata perché nel periodo invernale si beve poca birra. Dovete raggiungere i 60.000 Fanno un ettolitri. altro capannone Siamo accanto. molto dinamici, è una questione solo di serbatoi, quindi creare lo stoccaggio per la fermentazione e la maturazione della birra. Quindi questa è la capacità che noi abbiamo ora di 25.000 ettolitri, proiettate ai 50.000 ettolitri con i nuovi serbatoi che arriveranno. Quando noi raggiungeremo la diffusione dei 50.000 ettolitri annui, andremo a prendere altri serbatoi per far sì che avvenga fermentazione e maturazione e aumentare costantemente la nostra Quindi produzione. acquistare Devo dire che la domanda l'avevo posta apposta perché ho capito che siete un'azienda veramente all'avanguardia, dinamica e quindi che dinamica. davanti alla saturazione del mercato non vi arrendete, diciamo. L'azienda ha inaugurato e ha tagliato i nastri di partenza l'8 agosto del 2014. Non c'è stato un anno in cui non abbiamo fatto investimenti. Siamo partiti con una produzione oraria di 2000 bottiglie ora siamo ad una produzione oraria che viaggia tra i 10.000 e i 12.000 bottiglie ora. Franco, Eh, posso chiederti? Assolutamente. L'8 agosto dell'anno prossimo posso venire qua? Come? L'8 agosto dell'anno prossimo posso venire qua? Assolutamente sì, Facciamo perché 10 anni. 10 anni di attività, facciamo cioè, 10 anni di siamo- attività. E spero che il prossimo anno, l'8 agosto, noi avremo già la produzione satura dei 50.000 ettolitri. Ci sono tutti i presupposti e siamo i leader indiscussi in Sicilia sulla produzione e quindi sulla diffusione del prodotto birra siciliana. Siamo l'unico birrificio. Non siamo abituati a vedere birrifici di questa portata e questa organizzazione e professionalità, lo E dico poi in considera maniera che sincera. in quasi 10 anni di attività abbiamo fatto 3 investimenti abbastanza grossi, perché siamo partiti appunto con una piccola linea da 2.000 bottiglie ora, adesso siamo quasi a 10.000. In più l'anno scorso abbiamo avviato anche dei pannelli fotovoltaici, un depuratore perché teniamo molto all'ambiente, quindi andiamo a depurare tutti i reflui prima di smaltirli. Quindi stiamo un po' facendo i La puntini su sostenibilità e il tutti, sì. rispetto Ed dell'ambiente. è, se maturato, si può fregiare del titolo di essere una delle prime aziende green in tutto il processo produttivo. E questo già è un valore immenso con tutto quello che si sente. Naturalmente il processo è sempre in evoluzione. Noi già dallo scorso anno, dal 29 di dicembre, siamo passati in conversione biologica, quindi abbiamo 2 anni di conversione. Nel 2025 saremo il primo birrificio industriale biologico sul territorio siciliano e questo per noi è motivo di orgoglio. Tanti numeri uno ci sono in questo birrificio. Ma, Questa è l'innovazione che portate avanti. Quindi. ma questa birra abbiamo detto che arriva lì e poi Sì, Ok. Noi vogliamo arrivare al prodotto finito, l'ho capito. cioè alla birra. Va bene che siamo in inverno e non siamo in estate. Guardate. Questi sono i serbatoi di fermentazione e di maturazione. No? Qui il prodotto matura per il periodo necessario alla ricetta che noi ricetta vostra. abbiamo. E da qui inizia il processo poi dell'imbottigliamento che Tony vi spiegherà benissimo. Una volta che la birra diciamo, è pronta, diciamo, ha finito tutte le sue fasi di fermentazione e maturazione, da lì è birra. Fino a quel momento ancora era mosto. Quindi dal momento che è birra, la birra poi viene centrifugata e filtrata. La centrifuga ha lo scopo di togliere più dell'80% di lievito alla birra e da lì appunto successivamente viene filtrata dove la rendiamo brillante e andiamo a togliere tutti i piccoli residui di lievito che erano rimasti diciamo dalla centrifuga.
La birra viene Prima posso chiederti una domanda tecnica da consumatore. Molte birre artigianali si freggiano di non essere filtrate. Sì. Tu hai specificato la Sì, questo filtrazione. diciamo è il ciclo della birra industriale, diciamo, perché la birra artigianale bypassa questo passaggio, si va direttamente in imbottigliamento bypassando Sì, questo ma la domanda è passaggio. perché loro saltano il passaggio e voi non lo saltate? Perché loro come processo di birra possono avere anche la rifermentazione in bottiglia e per rifermentazione in bottiglia si intende la presenza del lievito all'interno del liquido, cosa che noi dobbiamo escludere per dare sempre la limpidezza del prodotto all'interno della bottiglia. Quindi noi microfiltriamo e pastorizziamo anche per dare un tempo di durata più o meno lungo. Naturalmente il nostro processo di birra non fa uso di additivanti o di conservanti e quindi è un processo naturale. Facciamo solo la microfiltrazione e la pastorizzazione ai fini di limpidezza del prodotto. Quindi posso dire che la filtrazione serve per garantire uno standard di omogeneità di questa birra che non Assolutamente possa sì. rifermentare in bottiglia, quindi voi sapete che ogni bottiglia è identica alle precedenti. Esattamente sì. Sono sempre birre, sì, ma però sono due prodotti completamente differenti con passaggi e tecniche di lavoro completamente diverse. Il nostro cruccio è quello di avere sempre la birra più limpida possibile, si può ottenere solo con la filtrazione che noi facciamo, mentre le birre artigianali, la torbidità della birra artigianale è dettata proprio dal fatto che non vengono microfiltrate. E in ogni caso la birra artigianale non viene pastorizzata perché all'interno della bottiglia rimane del lievito, che con la pastorizzazione praticamente andremo ad uccidere. Da lì il prodotto è pronto per essere imbottigliato. Dopo che il prodotto viene filtrato, viene stoccato in questi due TBF, in questi due serbatoi che si chiamano appunto TBF, è un abbreviativo di Tank Beer Filter, cioè tank della birra filtrata. Lì è birra finalmente. Sì, da lì è birra, è pronta. Lì è seme dorato. Esatto. Da là si passa Da lì si passa all'imbottigliamento. All'imbottigliamento e imbustamento. Che capacità produttiva avete? Mi dicevi 10.000 l'ora, quant'era? Ho perso il conto. 10.000 bottiglie ore.